Mister, un commento sulla partita odierna? Era una partita abbastanza difficile, lo sapevamo, l'importante era vincere o tentare di fare comunque rimuovere la classifica. Ci siamo riusciti ottenendo un bottino pieno e questo ci dà un pizzico di tranquillità. La vittoria di oggi veramente ci dà 3 punti che valgono. Ok, settimana prossima arriva la Pudiolana, che partita si aspetta? Sarà un'altra partita durissima, un'altra partita difficile che la squadra deve interpretare nel giusto modo, perché a questo punto del campionato fare un passo falso veramente ci metterebbe in grosse difficoltà. Quindi dobbiamo sfruttare questo momento e dobbiamo sfruttare questa vittoria. Piccolo cambio di argomento, la Juniores sta disputando ottimo campionato, 2 partite al termine, il primo posto. Questo testimonia, secondo me, consentitemelo, l'ottimo lavoro che stiamo svolgendo negli ultimi 2 anni, perché anche l'anno scorso la Juniores ha vinto il campionato e poi veramente i playoff, che sono una lotteria, è uscita con dei meriti. Quest'anno ci stiamo riprovando, hanno quasi vinto il campionato, noi ci teniamo tantissimo, infatti anche l'obiettivo di questa società è puntare sui giovani. Purtroppo qualche giovane molto valido è stato un po' più penalizzato in prima squadra per l'andamento dei risultati e quindi per questo campionato un attimino dove dobbiamo rischiare il meno possibile, però il loro valore è veramente un valore dove la società può puntare negli anni che verranno. Diciamo che il primo tempo è stata una partita difficile, loro sono venuti qui in cerca di punti, ma noi ci servivano i 3 punti a tutti i costi. Il primo tempo è stato molto difficile, ma il secondo tempo gli episodi ci hanno dato ragione e tutti quanti insieme siamo riusciti a vincere questa partita. Cosa è mancato nel primo tempo per sbloccarla? È mancata un po' di cattiveria forse, è stata una partita, come ho detto già, difficile, loro sono venuti qua bene messi in campo, fortunati il secondo tempo e gli episodi ci hanno dato ragione e siamo riusciti a vincere questa partita molto importante per noi.